Nuovo appuntamento ieri a Licata dell'iniziativa portata avanti dal CPIA di Agrigento diretto da Antonella Ottilla, denominato il CPIA Incontra, vivi la legalità, scegli la vita, in collaborazione con le forze dell'ordine. Dopo le tappe di Canicattì, Naro, Agrigento, Villaseta, Siculiana, ieri è stata la volta di Licata presso l'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo. Ed eccoci qui al quarto appuntamento del nostro progetto Dipendenze No Vita Sì. È un progetto che il CPIA di Agrigento sta portando avanti in 8 sedi, soltanto alcune di quelle in cui effettivamente il CPIA si estende in tutta la sua provincia. Siamo già stati a Canicattì, a Villaseta e Siculiana, e oggi qui a Licata, insieme alla Polizia e ai Carabinieri, abbiamo avuto un momento di confronto, di informazione e di formazione con i nostri studenti, sia dell'alfabetizzazione che del primo livello, sia di Naro che di Licata. Momento intensissimo, meraviglioso rapporto informativo dato appunto dal corpo della polizia e dai carabinieri, ma soprattutto le domande che hanno fatto i nostri ragazzi, che ci hanno meravigliato per il loro spirito di osservazione, per la loro voglia di diventare sempre più parte integrante del territorio in cui vivono. Hanno fatto domande su come si percorre in città la viabilità con il monopattino, sull'omertà e su tante altre cose che sentono di vivere ogni giorno. E devo dire che la risposta è stata anche molto importante da parte dei carabinieri e della polizia, perché si sono posti proprio come coloro ai quali bisogna rivolgersi nei momenti in cui si hanno delle difficoltà. Abbiamo avuto anche domande sulla donna, sui femminicidi, su come aiutarci e aiutarli nel momento in cui dovesse subentrare qualche cosa che non sta nelle regole. E il sottofondo di tutti è stato quello che viviamo la legalità nel modo migliore per poter garantire responsabilmente sia la nostra vita che quella degli altri.